l'amministrazione regionale nella scorsa legislatura non ha avuto tempo di mettere mano alla legge elettorale perché si è impegnata a produrre le risorse che oggi fanno stare bene il nostro Friuli Venezia Giulia. Quindi io credo che il nostro presidente, visto che non si può chiamare governatore, presidente Fedriga, ha dato il massimo per far sì che questa regione possa beneficiare di risorse che vanno impiegate a 360 gradi in tutti i settori e non solo quello della sanità. Quindi cambia la congiuntura economica, tra l'altro sappiamo bene che quota parte delle maggiori risorse che ci sono a disposizione sono frutto di una congiuntura propria, nel senso che la situazione cambierà fra qualche anno, è una questione di IVA, una questione, no, finanziaria. Cambia la congiuntura economica, abbiamo un presidente popolare e quindi, vabbè, possiamo ragionare di fare un mandato in più. Questo state dicendo. La nostra posizione è la medesima anche rispetto alla campagna, quindi siamo assolutamente coerenti anche quando ci riguarda e abbiamo un presidente popolare che vuole ricandidarsi sul fatto che i 2 mandati hanno un senso. Anche il discorso dei 2 anni per il ricongiungimento è corretto perché abbiamo visto che poco tempo cosa succede? Che questi si trovano un lavoro, fanno il ricongiungimento, poi mollano il lavoro perché purtroppo questa gente non è abituata a lavorare con i nostri ritmi. Non è abituata a delle regole che sono comunque stringenti, lo sono per noi, figuriamoci per persone che hanno abitato in territori senza regole. E di conseguenza mollano il lavoro e si trovano qui con il ricongiungimento senza poi dare la possibilità alla propria famiglia di avere una vita insomma decorosa. Io credo che il fatto di aver aumentato gli anni per poter richiedere i ricongiungimenti sia un assoluto errore. Cioè, se il paradigma è che chi arriva con le quote arriva per lavorare, per stabilizzarsi, allora non capisco perché poi bisogna essere, no, come dire, molto cauti nel consentire loro di fare i ricongiungimenti, perché potrebbe essere che si licenziano perché non hanno voglia di lavorare e magari cercano di vivere di assistenza, che francamente io credo che siano pochissimi questi casi.